La sindrome di Rett è una patologia progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine durante i primi anni di vita e dopo un periodo di apparente normalità. Degenera in poco tempo e non c'è modo di fermarla. Ancora non è stata trovata una cura. Per questo è importante sostenere e aiutare la ricerca, grazie alla campagna che un gruppo di genitori porta avanti da 3 anni. E so che è un momento critico per tutti, ma so anche che c'è molta solidarietà per le malattie soprattutto che colpiscono i bambini. Quindi aiutateci a sconfiggere questa terribile malattia donando con un SMS o con una chiamata da rete fissa 2 euro al 45 509. Questa è Lisa, oggi ha 7 anni. La malattia l'ha colpita all'età di 2. Prima tutto andava bene. È solo una delle bimbe colpite dalla malattia. Ti cambia drasticamente perché cambia drasticamente la tua vita e quella della tua famiglia, però dall'altro lato danno grande positività, ti fanno imparare quali sono i veri valori della vita, ti danno una gioia immensa, sono bambine molto dolci e è una cosa un po' indescrivibile a volte, dico, bisognerebbe provare a vivere con loro, danno tanta serenità, quello sì, perché frenano tutto quello che è il nostro stress, tutto quello che c'è nella società di oggi, con loro viene sorvolato, insomma.